Amici dell'Edicola di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta da Rende per trasmettervi la 19ª giornata di campionato Serie C. Ad affrontarsi saranno la New Tech Pallavolo Milani Rende contro la Pallavolo Jolly Cinquefrondi. Qui con me come sempre Renato Gallo al commento. Buonasera, buonasera alla regia Annalisa Gallo, tutto pronto, siamo per iniziare. Siamo in una posizione abbastanza alta, data la tribuna Sì, vicino al campo. non sarà una bella visione perché è molto stretto questo palazzetto. Abbiamo tentato di metterla il più alto possibile la telecamera, ma come potete vedere questo è il risultato. Si comincia. Squadre ai saluti e applausi verso il pubblico qui presente a Rende. Jolly in formazione completa, manca l'infortunato Cimino. Presente oggi Alessio Corsetti che prende il numero di Cimino, che speriamo di vedere molto presto di nuovo con noi. Ecco le due formazioni che si salutano sotto rete, pronte a caricarsi. Fa anche abbastanza freddo qui a Rende. Quasi tutto pronto. Ultime sistemazioni per le due squadre. Gli arbitri, Renato. Il primo arbitro Le Rosa Pietro, il secondo arbitro Sposato Gianguido. Tanto abbiamo problemi audio. L'arbitro che, come avete visto, ha preso appena posizione. Pronte le due squadre ad entrare in campo. Jolly in campo con Orlando Pugliatti sicuro. Puntorieri, dicevo, Varamo, Barreca. Non c'è Remo, Espano, che era nascosto. Dall'altra parte Donato, il libero, Mazzuca, l'opposto Caruso, il centrale, l'altro centrale Donnici, il palleggiatore Totera e mi manca qualcuno. Numero 3 Froio all'altro schiacciatore e il numero 9 Iannace. Può iniziare la partita, si prepara Totera al servizio per Rende. Fischia l'arbitro. Squadre pronte. Sicuro, riceve per la Jolly. In bagger Pugliatti proprio verso Sicuro. Pallonetto recuperato dalla formazione del Rende. Pugliatti in difesa. Spanò, attacca e il pallone è in. 1-0 per la Jolly Cinquefrondi. Sì, diagonale piena di Spanò, angolino. È proprio Spanò ad andare al servizio per la Jolly. Quindi dicevo prima sicuro al posto di Remo per la Jolly. Pallone ricevuto, attacca da posto 4 Rende con il numero 14 Mazzuca. Murato. Primo block per la Jolly, 2-0. Ancora Spanò al servizio. Pallone jump float. Scelto ancora Mazzuca per la schiacciata, tocca il muro, poi Varamo, Pugliatti, pipe di Varamo e out. Si prende male questa palla. Colpisce ovviamente in maniera leggera il pallone. Non era un pallone preciso verso di lui. Non poteva fare altro il giovane Varamo. Iannace al servizio. Puntorieri riceve male. Pallone che va a finire sul seggiolone dell'arbitro. Ace
per Iannace ed è 2 pari. Ancora Iannace per Rende. Pallone teso su Puntorieri. Pugliatti la alza verso sicuro, schiaccia bene, c'è il libero, tacca dall'altra parte Froio. Sicuro, tocca il Sì. muro e tocca anche Il numero 6, 6. Totera, o Totera, non hai messo gli accenti, quindi stasera. Terzo punto per la Jolly Cinquefrondi con Sicuro che va al servizio. Attacco centrale del Rende, viene murato il numero 23 Donnici. 2-4. Ancora Sicuro al servizio. Pallone Lascia teso, sfilare Again. Donato, ma la palla era abbondantemente in campo. Sì, legge male il libero del Rende, lascia sfilare il pallone, pallone in, quindi ace per Andrea Sicuro. Ancora lui al servizio, Su sempre Froio. tesa. Bella la giocata del Rende con un'alzata all'indietro verso posto 2, ottimo l'attacco. Santa Croce non riesce a prendere il pallone. E Mazzucca porta a 3. Donnici al servizio per Rende. Pallone Su Giacomo frontale. Varamo. E primo tempo Vincente. con tocco dell'Orlando Furioso. Ce l'abbiamo a fianco i genitori stavolta di Peppe Orlando. Salutiamo la 3-6. zia. Sei già collegata. E Orlando al servizio. Si sente il verso. Primo tempo con una mano Sicuro. Giacomo Varamo. Attacca, c'è il libero. Froio, Attacca Froio, sì, Murato, Murato, ma mani out. Sì. Quarto punto Rende. Mazzucca al servizio. Dicevo prima che si è sentito il verso di Orlando al servizio. Mazzucca, spin per lui, Out. completamente out. Stava per colpire Spanò. Sì, si sposta a tempo. Settimo punto Jolly al servizio con Marco Pugliatti, quindi +1. Remo in panchina, Gabriele. Sì, l'abbiamo già detto. Ah sì, io ero senza cuffia prima. Si ferma sul nastro. Sbaglia Pugliatti. Quinto punto per Rende, 5-7. Froio al servizio. Froio su Sicuro, non al meglio, ci arriva Pugliatti in bugger. Jolly Free costretto ball. alla free ball, sì, costruisce Rende verso posto 4 con il È un numero 9 4. Iannace, stavolta dall'altra parte. Buona di Mazzucca. Puntorieri in bugger verso Giacomo Varamo. sì. Fa buona guardia Mazzucca. Iannace ancora, tocca il muro, Puntorieri, il pallone che va nel campo del Rende, sempre Iannace dall'attacco. Buco al centro. Buco al centro e non solo, Iannace bravo con il suo attacco a scavalcare il muro della Jolly ad ottenere il sesto punto per Sì. la sua squadra. Froio al servizio. Puntorieri riceve Pugliatti, È un l'alzata doppia. all'indietro per Varamo, doppia. Ed è 7 pari. Froio ancora al servizio. Pallone
pallone lungo su Puntorieri. Pugliatti la gira Giacomo ancora Varamo. verso Varamo, tocca il muro e pallone che va a finire nel buco al centro del rende. Ottima la giocata di Varamo, passa nuovamente in vantaggio la Jolly, 7-8, proprio Varamo ad andare al servizio. Pallone su Iannace, tacco da posto 2 molto forte, pallone che torna nel campo del rende e free ball per la Jolly. Vediamo come la sfrutta la squadra del 5 Con Fratelli. Raul. Iannace si propone all'attacco, viene murato da Spanò, non ci arriva poi Totera dopo il tocco del muro. Ottima la Jolly in questa azione. 7-9, ancora Varamo al servizio. Su Froio. Iannace, Oh, Pugliatti è ritornato di ancora, qua. pallone che cade nel Ci campo riprova. del rende. Iannace, murato nuovamente. 4. Santa Croce, Pugliatti verso sicuro, Oh. bravissimo in questo attacco. Ottima chiusura del gesto tecnico. A mezza rete. Sì. Chi è il primo? La Rosa Pietro è sposato Gian Guido il secondo. La Rosa, 7-10. Le Rosa non ha Le visto Rosa. una palla che si è fermata sotto nastro, non ha chiamato il quarto tocco. Varamo ancora, terza consecutiva per lui. Donato, Mazzuca, poi la Forte, botta, forte. ha angolato. Bravo in questa occasione, schiacciato proprio a cercare l'angolino nel campo della Jolly, lo trova. 8-10. Caruso al servizio mentre si ricerca la palla che si è persa qui in questo piccolo palazzetto. Vicino alla piscina comunale di Rende questo palazzetto. Servizio Rende, spin per lui. Giacomino Varamo. Pallone rialzato, Iannace si propone all'attacco, tocca il muro della Jolly, si lancia Pugliatti, bravissimo qui, sicuro, in pallonetto, C'è Iannace copertura corre, dietro. Mazzuca di nuovo, palla spinta. sì. Puntorieri, Sicuro, tacco del muro, ma c'è buona guardia di Froio, fondo campo. Op! E Non ci questa arriva volta Varamo, non ci arriva Varamo. Iannace vede l'angolino della Jolly. Sì, belle giocate delle due squadre. Ottimo Iannace per il Rende che è continuamente ricercato dai suoi compagni. 9-10. Spin ancora per lui. La riceve Varamo, ma il pallone è di nuovo nel campo del Rende, 2 volte consecutive. Non è riuscito a difendere questi palloni la Jolly. Di Time nuovo out. parità tra le due squadre, chiede time out coach Tomasello. Va bene Tomasello a chiedere time out. La seconda volta che la Jolly va in vantaggio di 2 e poi viene recuperata. Fischia l'arbitro, squadre che possono rientrare in campo. Sul 10 pari il Rende a servizio con Caruso. Caruso si prepara per la sua jump spin, stavolta va out e può respirare la Jolly. 10-11. Barreca si prepara per il servizio. Il centrale della Jolly, Anselmo Barreca.
ricevuto dal libero Caruso, stacca Iannace, ancora Iannace, sicuro a fare guardia per la Jolly, poi out. no, ma c'è un'invasione del muro del Rende. 11° punto quindi per la Jolly, 12° punto, avanti di 2, break Jolly. Abbiamo sto motoscafo che si sente in cuffia, ma non so da dove. Donato è libero, non è Caruso. Prima ho sbagliato. Barreca, pallone che forse era destinato out ma viene preso. Attacco da posto 1 del numero, non vedo il numero, 14 Mazzucca. Di nuovo -1 per Render, che va al servizio con Totera. +1 per Rende. Totera completamente out il suo servizio. Di nuovo avanti di 2 la squadra ospite. Oh, grandissima difesa di Santa Croce. Pallone rigiocato da Rende con un primo tempo ancora Santa Croce. Ottima la sua giocata, poi sicuro. Costruzione Rende, ancora Out. primo tempo ed è out. Una grandissima giocata della Jolly con il suo libero Santa Croce. 2 difese consecutive su 2 primi tempi. 11-14 per la Jolly. Spanò, pallone molto teso, cercato, numero Mazzucca, 14 mani Mazzucca. out. Block out per Rende, ottiene il 12° punto e va al servizio Iannace. Rientra a puntorieri quindi per la Jolly, doppio libero per il 5 Frondi. Iannace su puntorieri, Pugliatti sceglie il primo tempo di Peppe Orlando, non ho capito se ha toccato il muro, ma comunque punto Rende. Iannace ancora, di nuovo a -1 Rende, pallone molto teso, la riceve puntorieri. Pugliatti in bagger rovesciata e pari Buona. sicuro, forte il suo attacco, attacca dall'altra parte Froio, sicuro ancora, non una buona È presa. difesa, ma comunque viene preso il pallone e passa pure, no, passa Passato all'esterno, out, sì. no? All'esterno della rete, a fianco della Stina. 15° punto per la Jolly, cambia lato sicuro, servizio molto teso, Mazzucca dalla. verso Mazzucca, C'è pallone buona. tenuto in gioco, non tocca il soffitto. Ah. Varamo ha cercato una diagonale abbastanza stretta, ma pallone che rimbalza sul nastro e va via. Di nuovo -1 del Rende. Donnici al servizio, pallone molto lungo su puntorieri, preso di mira. Varamo viene murato, monster block su di lui, ma c'è invasione del muro. Il secondo arbitro sposato, il secondo arbitro avvisa Le Rosa, il primo di questa invasione del muro. 14-16 quindi il punteggio. Peppe Orlando al servizio, sempre flot dicono nel campo del Rende, infatti Orlando con la sua flot
Primo tempo. Attacco centrale del numero 11 Caruso, molto forte questo primo tempo. 15-16. Mazzucca al servizio per Rende. Out. Out anche questo servizio. Molti errori al servizio per Rende. Palla molto tesa. Sì. Pugliatti per la Jolly. Su Donato. Ci arrivano i giocatori del Rende. E pallone rigiocabile per la Jolly. Spano attacca. Ancora il libero. Donato. Pallone spinto. Si tuffa Santa Croce. Attacca Varamo. C'è ancora il Rende. Poi Froio. Tocca il nastro. Si lancia sicuro. In bugger rovesciato. Santa Croce. Attacca Varamo. Froio la prende. Poi il libero. Pallone che tocca il muro di Anselmo Barreca e cade nel campo del 5 Frondi. 16-17. Si prende di coraggio Rende. Froio al servizio. Pallone teso sul sicuro. Pugliatti la gira verso Varamo. Ottimo il suo attacco. Facile facile per lui. 16-18. Ed è proprio Varamo ad andare al servizio. Su Froio. Iannace. Pallone preso dalla Jolly, sicuro. La spinge. Di nuovo Iannace. Sì, ancora. Tira out. C'è il tocco del muro? No, non c'è. Sotto gli occhi dell'arbitro questo attacco di Iannace che va out. 16-19. Varamo al servizio. Su Donato. Donato per Caruso. Buona la presa di Pugliatti. Raul cerca bravo. la palla piazzata. Molto bravo qui Raul Spanò. Ha piazzato questo pallone Al centrocampo. Sì, ha visto che Rende era piazzato in maniera molto lunga. In maniera molto lunga, quasi a fondo campo. 16-20, avanti di 4 la Jolly. Chiamato time out l'allenatore Crispino nel suo secondo Lupia. Dialogano gli allenatori con i loro giocatori. Rientrano in campo le due squadre. 16-20 per la Jolly, che torna al servizio con Varamo. Su Donato che non tiene. Mazzucca. Attenzione. Pugliatti ad una mano. Pallone di nuovo nel campo della Jolly. Barreca poi Raul. No. Out. Ha provato. Sì, ci ha provato Totera o Totera, Gabriele. Totera. Ricordati quando prendi i nomi di mettere gli accenti. La prossima volta metto gli accenti. 16-21. Varamo. Di nuovo su Donato, questa volta tiene bene. Giannaci, c'è però buona guardia di Santa Croce. Pipe di Out. Giacomino Varamo che spara out. Si è fatto prendere dalla fretta. Varamo ha caricato molto forte. Pallone out. Caruso al servizio e deve fare attenzione la Jolly al suo servizio. Spin
che ha dato parecchie difficoltà. Puntorieri, riceve Pugliatti verso Sicuro, si coordina bene è in ed è anche campo. in campo. Rimbalza sul nastro e cade all'incrocio della linea dei 3 metri. Sì, è stato fortunato qui, sicuro. È sicuro che è stato fortunato. È sicuro che è stato fortunato. Tanto ormai 17-22. Il centrale della Jolly, Anselmo Barreca, al servizio. Sì, si sente un leggero fischio nelle cuffie. Pallone a campanile per Barreca. Ah, sbaglia l'alzata il numero 6 Totera. Poi l'attacco centrale di Donnici. Schiaccia Pugliatti verso la... primo tempo Ancora Donnici di Donnici. per il 18° punto del Rende. Fino ad adesso il Rende ha attaccato molto con i primi tempi, ma con Donnici, non con l'altro centrale, Caruso. 18-22. Servizio Rende. Puntorieri. Pugliatti. Sicuro, tocco del muro. Parata. Stata presa Sì. Pugliatti sì, adesso. di nuovo Sicuro questa volta. Bravissimo. Bravissimo in questa occasione Sicuro, si coordina molto bene al lato del muro questo pallone. 23° punto per la Jolly. Time out. Terzo del set. 2 chiamati dalla parte del Rende, 1 chiamato dalla parte della Jolly. 18-23 il punteggio. Caricano i giocatori, pronti a rientrare in campo. Fischia adesso il secondo arbitro, Jolly, che rientra adesso e torna al servizio con Spanò. Seconda linea P2. Iannace riceve e si propone per l'attacco. Buono. Santa Croce la tiene. Pugliatti in bagger rovesciato verso Sicuro. Ottimo. Ancora una volta lui ad attaccare. Prende in pieno le mani nel muro, ma il pallone schizza via ed è set point per la Jolly. 18-24. 6 a disposizione. Raul Molto Spanò, tesa. sì. Stavolta tenta Santa Croce non ci arriva con una mano. di alzare il pallone, ma comunque fino a qua ha fatto delle ottime difese Santa Croce. Iannace al servizio, cambio di libero, rientrato Puntorieri, che out. Questa Chiamata in. come in. Chiamata in dall'arbitro. Altro set point sprecato. 20-24. Era out, io avevo già segnato. Iannace Non al c'era lo servizio. schiacciamento della palla perché si ricomincia. Questa volta è out. Ha cercato Sì, questa lo volta è stesso stata servizio vista di dalla prima. coppia arbitrale. 20-25 il primo set qui al palazzetto di Rende, con l'errore al servizio di Iannace, che ha tentato di replicare lo scorso ace. Quindi fine primo set. Ci risentiamo tra pochissimo. Intanto vediamo le partite della 19ª giornata che la regia ci manda.
Allora, sono state già giocate la Mesia Visignano che è finita 0-3, 22-25, 12-25, 18-25. L'altra partita giocata ieri è Corigliano Scuola Volley Paola che è finita 3-0, 25-12, 25-14, 25-23. Quindi tutte di domenica le rimanenti. Vediamo un attimo la classifica, appena la regia ci dà l'ok. Allora, 52 punti la Jolly, che grazie alla sconfitta al 3-2 tra le dirette inseguitrici guadagna un punto sulla Farmacia Giancotti Volley e 2 punti sul Corigliano, quindi 44-42. A seguire Diamante 42, Visignano 36, Montalto 32, Pallavolo Milani 29, Rossano 26, Roccella 19, Virtus Lamesi 18, Crotone 16, Cetraro 11, Paola 10 e Lamesia Volley 7. Si riscaldano i giocatori anche perché fa molto freddo. 5 gradi la temperatura esterna. Squadre pronte a rientrare in campo. Secondo set. Un cambio nella Jolly, Renato. Entra il numero 10 Corsetti Alessio. Al posto di Sicuro. Sì, sicuro che Al posto numero di Sicuro. 10 di... E Remo al posto di Varamo. è rientrato Remo? Sì, quindi Remo. Dov'è? Ah, eccolo. Remo Orlando, Remo al servizio, poi Orlando Puntorieri, Pugliatti, Corsetti, Spano e Barreca per la Jolly. Corsetti che ha disputato soltanto una partita. Froio, Iannace, Totera, Donnici, Donato, Mazzuca, Caruso per Rende. Quindi non ci sono cambi nel Rende. Remo al servizio, la spin. Mazzuca, Pugliatti, la Corsetti spinta per Corsetti. non si coordina bene, la palla finisce sotto banda. Primo errore per lui. 1-0, Rende. Iannace al servizio. Più Puntorieri. Pugliatti Raul Spanò, c'è difesa. Sì, è free ball per la Jolly. Pugliatti decide di mandarla a Corsetti, se la ritrova lì il giocatore del Rende. Ancora Pugliatti, sempre verso Corsetti, stavolta di d'astuzia. No, era buona la palla questa volta. Era buona, era stata presa, l'arbitro chiama pallone caduto e quindi punto per la Jolly, 1 pari. No, comunque era stata presa il pallone. Sì, Abbiamo noi anche è il replay. sembrata Abbiamo anche il replay. secondo errore. P6 Anselmo per Barreca al Rende. servizio. Pallone teso il suo. Per Froio, tocco del muro, Corsetti fa guardia, pipe di Remo. Mazzuca, Op! Bravo Orlando a recuperare il pallone. Donato si tuffa, pallone che cade nel sì. campo della Jolly e poi il numero 6, se non mi sbaglio, ha toccato la rete. Il palleggiatore Totera. E quindi passa in vantaggio la Jolly 2-1. Ancora Barreca al servizio. azione confusa. Abbastanza. Duelli aerei. Riceve Donato. Donato Mazzuca. Sì.
Orlando in bugger, non al meglio Oh. per Spanò, che non poteva farci nulla. Ovviamente Orlando non poteva fare meglio con l'alzata. Donnici Due al pari. servizio. Out. Vede out. Letto bene dai giocatori della Jolly questo movimento della palla. 2-3. Cambio dei liberi ovviamente. Entra il libero di difesa Santa Croce. Spanò al Spanò servizio. servizio. Molto teso. Primo Arco tempo. centrale come sempre. Ce la fa Corsetti dopo una difesa di Alessandro Santacroce. Ci riprova Mazzuca con difesa. Pugliatti ci arriva. Sì, Santa Croce la rilancia. Santacroce. Di nuovo Mazzuca, questa volta Fortunato qui sì, Mazzuca. colpisce la parte bassa della banda e la palla Stiamo passa, vedendo scavalca. ottime azioni da una parte e dall'altra. Mazzuca, proprio lui al servizio, l'autore del punto del 3 pari. Su puntorieri per Corsetti, Corsetti era un po' troppo indietreggiato, lontana la sì. palla, autocopertura. Corsetti di nuovo, questa volta non c'è copertura dietro al muro, la palla colpisce il muro e cade alle spalle. 3-4, molto ricercato Corsetti nella Jolly, Renato. Proprio Corsetti ad andare al servizio. Tomasello gli fa gesto dell'1, vediamo. Donato, Sì. Il posto 1 dalla parte opposta, e nessuno si tuffa. tuffa. Già, Corsetti rimane inchiodato pensando a un intervento di Spanò. poteva essere preso questo pallone. 4 pari. Froio al servizio su Corsetti e tocca troppo lunga questa palla, cerca di raddrizzarla a Remo e colpisce l'asta. Non poteva fare meglio. Lui ci ha provato, ha messo la mano, ma ha toccato l'asta. Passa in vantaggio Rende. Ancora Froio al servizio. Su Corsetti Oh, non si a trovano con Orlando Furioso. a voto Peppe Orlando. Tutto ok, Iannace in caduta, ha subito un colpo. 6-4, avanti di 2 Rende. Froio al servizio, riceve puntorieri, Pugliatti, la smissa per Remo. E sotto rete. Sulla rete. Vabbè, era un po' basso il pallone per lui, però poteva fare sicuramente meglio Remo. Si aspettava una palla più alta per poter scaricare tutto il suo braccio. 7-4. Froio ancora per il Rende. Pallone molto teso, puntorieri. Poi Corsetti in bugger, stavolta Remo schiaccia bene. Scelto dietro Mazzuca questa volta anche lui sotto rete. Sì, sulla rete. E quindi Jolly che può respirare con questo punto. 7-5. E Orlando al servizio. E out. Molti errori di Orlando in questa parte di set. 8º punto per il Rende. Con Caruso al servizio. Spin per lui. Su Buona puntorieri, su la tiene puntorieri. bene, sì. Pugliatti sceglie e trova Spanò. Dall'altra parte Iannace. Puntorieri ci arriva.
Remo Remo, attacca, trova le primo mani del punto di muro. Remo, trova le mani del muro per questo mani out. 8-6. Pugliatti Bravo qui al Remo. servizio. Jump float molto tesa per lui. Duello aereo vinto dal Rende. Oh, Una brutta alzata, Remo sistema. Aia. e arriva qui da noi. Sì. Forse c'era l'invasione di Remo. No, no, non c'è nessuna invasione di Remo. 8-7. Sotto rete. Quasi passe per Pugliatti. Un pochino più di spinaci a casa Pugliatti. 9-7. Puntorieri. Pugliatti. Remo, è Sceglie buona questa Remo. palla per Oh, Remo. bravo. Era la sua. Eh sì. Sfrutta al meglio l'alzata perfetta di Pugliatti. Ottimo il suo attacco. Di nuovo a -1 la Jolly. Proprio Remo ad andare al servizio. Oh, Nastro, poi pallone rigiocato. Oh. Oh. Sbaglia tutto Corsetti, ma invasione, fallo del Rende. 9 pari. regalata questa palla su un vassoio d'argento e Mazzucca non approfitta. Remo ancora, spin. Lungolinea, buono. E Mazzucca si rifà con Santa Croce l'aveva Santa preso. Croce che era sulla palla, ma la botta era forte, non è riuscito a smorzare quel tanto che bastava per far recuperare la palla ai propri compagni. 10° punto per il Rende, passato di nuovo in vantaggio. Con Iannaccio al servizio. Jump Sul float, Remo, Remo sbaglia però la Corsetti di recupera. nuovo riesce a recuperare. Attenzione al centrale, Sempre lui Renato Donnici Donnici. che dà problemi alla Jolly, molto ricercato quando è in fase di attacco Donnici, e lui ne approfitta. 11-9. Iannacci Iannace. c'è. Puntorieri Raul Spanò. Sbaglia tutta la Jolly qui. Pugliatti che alza in bugger verso Spanò. Spanò vuole attaccare questo pallone, ma lo attacca sulla rete e chiama time out coach Tomasello. Sì, è più 3 per il Rende. Non solo più 3, ma anche molti errori della squadra. Sempre Iannacci al servizio. Non al meglio la ricezione della Jolly, poi Corsetti costretto al pallonetto. Froio passa dopo il tocco del muro. Pugliatti non ce la fa a riprenderla. 13-9 per Rende, sempre più sicuro di sé
la squadra. Iannace ancora al servizio, che sta dando parecchi problemi alla ricezione della Jolly. Remo, Pugliatti, Corsetti, un'ottima giocata del Rende. Pugliatti verso Spanò in pallonetto e ovunque Donato. Attacco del numero 14 Mazzuca, che fa uso delle mani del muro, ed è 14° punto per il Rende. Incredibile, Renato è libero, Donato è ovunque. No, è a centrocampo. Quello con la maglia gialla, Gabriele. Sì, le sta prendendo tutte. Santa Croce un po' in difficoltà qua. Corsetti, autocopertura del muro. Di nuovo Mazzuca, Pugliatti sceglie e trova Spanò, colpisce il muro, attacca ancora Spanò, ma c'è sempre il Rende. Attacca Iannace, Santa Croce, Pugliatti la gira verso Corsetti, questa volta bravo, sfrutta le mani di Mazzuca per sbloccare questa situazione. 10° punto per la Jolly. Stava ricevendo Renato Santa Croce Sì. invece di Puntorieri. No, In fase di ricezione, sì, era Santa Croce. Di solito Santa Croce fa la fase di difesa. Varreca, attacco centrale, stavolta non ha funzionato l'attacco di Dondici. Ottima la copertura della Jolly. 11° punto per il 5 Frondi, che torna ancora al servizio con Barreca. Pallone sul libero, Donato, attacca Froio, c'è la copertura di Corsetti, Pugliatti sceglie e trova Spanò, attacca molto bene Donato, l'alzata in vaga. Mazzuca, tocco del muro, c'è difesa a fondo campo. Pugliatti l'attacca addirittura Corsetti. Mazzuca ancora con il pugno. Remo ad alzare verso Corsetti ancora una volta, stavolta Donato non riesce a tenere il pallone in gioco, ed è 14-12, a -2 la Jolly. Anselmo Barreca ancora per la Jolly, pallone molto Corto. teso il suo, sì. Mazzuca. Oh, Spanò voleva tentare il recupero con un riflesso, ma manda il pallone via. 15 per chi batte, 12 per chi riceve. Donnici al servizio, con Santa Croce ancora in ricezione. Gabriele, eccolo che riceve, sbaglia. anche lui. Corsetti attacca, out, spreca tutto Corsetti. 15-12, 16-12. Donnici ancora al servizio. Remo un po' in difficoltà, anche Santa Croce. Corsetti come può, quindi free ball per il Rende. Mazzuca tiene Pugliatti in bagger, poi Spanò attacca, Orlando alza questo pallone, Pugliatti, Corsetti dall'altra parte, autocopertura del muro. Iannace, pallone che carambola su Orlando, l'attacco ancora di Corsetti, continua questa azione. Froio tocca il muro della Jolly, non riesce a prenderla, poi Pugliatti, 17° punto del Rende, che sembra un'altra squadra rispetto al primo set. Cambio nella Jolly, esce Corsetti ed entra Giacomo Varamo. Giacomo Varamo, sì, Giacomino. rientra in campo, quindi il numero 4 del 5 Frondi. Ancora Donnici al servizio, che batte da fondo campo, come potete vedere, senza salto. Riceve proprio Varamo, Pugliatti, Varamo attacca, c'è l'invasione del muro. 17-13.
Già Varamo ha ricevuto e si era proposto all'attacco. Appena entrato. Raul Spanò. Per la Jolly. Out. È sull'angolino. Out il servizio di Spanò. 18. 13. Sul metro di prima anche questa era dentro. È vero. Stessa... Sì. Mazzucca. Toccati il naso, Renato. Riceve No. Santa Croce. Pugliatti, attacco centrale di Orlando. Non convinto, Mazzucca ci prova. C'è un'invasione. Si tuffa Pugliatti. No, chi era? Spanò. La gioca, rende. Pipe. Pugliatti ancora. Giacomino, Varamo, tocco del muro. Stavolta non può fare nulla Donato. Pallone che va a finire fuori. Cambio. Doppio cambio. 18-14. Pugliatti per Sicuro. E poi Laurendi per Spanò. Quindi alzatore che va dietro. A posto 2. A posto 6, scusate. Varamo. Pallone lungo. Si propone l'attacco Froio, tocca il muro. Sicuro copre. Doppia di Laurendi. Doppia. Appena entrato. Doppia per lui. 19-14. Froio al servizio. Santa Croce. Laurendi, il bagger non al meglio. Duello aereo. Free ball per la Jolly. Varamo. Laurendi verso Sicuro, che tenta di recuperare il pallone, ma dopo il suo tocco, dopo il muro del rende, non c'è andato nessuno per la Jolly. 20° punto del rende, a più 6. Blackout della Jolly. Froio al servizio. Laurendi sempre in bagger verso Remo. Schiaccia bene. Non c'è, ci è arrivato Donato. Però pallone che schizza via dopo il suo tocco. 20-15. Peppe Orlando al servizio qua in tribuna. Dai Orlando, sveglia. Su Donato. Iannace. Tiene Orlando. Peppe, bravo. Sicuro, bravo. Qui nella schiacciata scavalca il muro del rende. Trova un buco nel muro del rende e schiaccia a centrocampo. 20-16. Time out intanto. Sì, chiesto dal rende, che da meno 6 si ritrova a meno 4 a più. Da più 6 a più 4, perché stiamo parlando per il rende, giusto? Quindi time out chiesto da coach Crispino. Orlando al servizio. Sul Froio. Donato per Mazzucca. Alza Giacomo Varamo per Remo. Bravo, che si coordina. Bravo. Bravissimo Fabio Remo. In questa occasione sfrutta un muro scomposto del rende. Lui si coordina molto bene. 17° punto per la squadra ospite. Queste sono le palle che piacciono
a Fabio Remo. Peppe Orlando ancora per la Jolly. Jump, float, molto tesa per lui. La tiene bene. Iannace, c'è a fondo campo Giacomo Varamo. Doppia, non ravvisata dall'arbitro. Mazzuca, Ancora Laurendi, stavolta meglio la sua alzata. Laurendi dietro verso sicuro. Invasione del Rende. sì, tutto il pubblico a urlare invasione, è chiamato dal secondo. Però era il pubblico di casa e quindi volevano l'invasione di un giocatore della Jolly. 18° punto della Jolly, a -2. Orlando ancora. Oh, Si sbaglia ferma stavolta. sul nastro Beh, questa rimonta tentata dalla Jolly. ne può approfittare Rende di questo Sì. errore al servizio. Caruso al servizio. Molto doppia di Laurendi, ma non poteva farci nulla perché la ricezione di Varamo era molto tesa con il suo bugger. No, non gliel'ha data. 22-18. Certo, forse Laurendi poteva andare in bugger. Ancora Caruso con la sua spin. Out, out. Quindi 19° punto della Jolly, a -3. Sicuro al servizio per la Jolly. Donato. Mazzuca. Bravo Mazzuca con muro 1 a sfruttare il Sì. braccio sinistro di Remo. Remo solitario là a muro, colpito in pieno il suo braccio sinistro. 23° punto. Si chiudono i cambi della Jolly, quindi rientra Spanò al posto di Laurendi e esce sicuro al posto di Pugliatti. Potera al 23-19. servizio. Jump float su Remo. Pugliatti sceglie proprio Remo, si Si tuffa. tuffa Mazzuca. Mazzuca. Froio. Varamo la tiene in gioco. Remo Cercato ancora, sì, Remo. non riesce in autocopertura. Donnici. Donnici. È molto alto Donnici, forse è il più alto del Rende. Tocca a muro, ma ci mette un po' a scendere, giustamente, essendo il più alto. 23-20. Remo al servizio. Nastro. Pallonetto. Non ci arriva Santa Croce, a me era sembrato ci fosse arrivato. Set point per Rende. 24-20. Il numero 2 alla Jolly non piace. Santa Croce, Pugliatti verso Giacomo Varamo, bravo qui a sfruttare questo rilassamento del Rende. 21° punto della Jolly, altri 3 set point disponibili. Con Anselmo Barreca al servizio. Pallone preso. Mazzuca. Oh, Mani out. e si chiude qua anche il secondo set. 25-21 per Rende. Il primo era finito, se non mi sbaglio, 21-25. 20-25. 20-25 per la Jolly. E quindi 1-1 e palla al centro, come si direbbe nel calcio. Tutto da rifare per la Jolly. Ci risentiamo tra pochissimo.
squadre di nuovo in campo qui al palazzetto di Rende. 0-0, 1-1 di set. Cambio di pallone, evidentemente il pallone di gara era un po' sgonfio. Oppure c'è stato uno scambio durante il riscaldamento. Un po' di confusione. Ok, ora il pallone è stato scelto nuovamente e il gioco può ricominciare. Rende carico dalla vittoria dello scorso set, può dare qualche problemino alla Jolly che era in totale blackout nello scorso set. Partirà, Rende al servizio con Froio, torna sicuro nella Jolly e rimane Remo. Puntorieri riceve, Pugliatti attacca sicuro il pallonetto, attacco di Mazzucca da dietro, Donato, attacco centrale di Caruso, poi sicuro, tocca il muro, la gioca la Jolly, ancora sicuro, c'è il tocco del muro, non ci arriva nessun giocatore del Rende dopo questo tocco. 1-0 per la Jolly. Raul Spanò al servizio. Su Froio, Iannace, Pugliatti la sistema sicuro, verso sicuro, si coordina bene pure qui. Santa Croce ha coperto Mazzucca, da la dietro. seconda linea, Ottimo il riflesso di Pugliatti. Free ball, pallonetto. c'è un'invasione, Sì, Orlando, no, di sicuro, sicuro che si accusa. E quindi di nuovo parità tra le due squadre. Perfetta parità, Renato, 1-1 e 1-1 di set e palla al per il centro. punteggio. Caruso al servizio per la parte opposta. C'è Bello il sempre lancio. l'elicottero che è in cuffia, non so se lo sentono anche i nostri amici da casa. Avevo detto bello il lancio, ma brutta l'esecuzione, palla sulla rete. Parla sulla banda, Gabriele, non era tanto 1-2. brutta. Sicuro. Froio, primo tempo, Murato. Iannace scelto, Murato anche lui. Ricostruzione, cambia di gioco, sì. Santa Croce, dopo il tocco del Remo, nastro. Remo, non ci arriva nessuno. monster block del Rende. Di nuovo parità. 2-2. Totera al servizio. Si ferma Sbaglia anche anche questa lui. sotto banda. Sbaglia anche lui. 2 errori consecutivi al servizio per il Rende. E passa nuovamente in vantaggio la Jolly al servizio con il suo centrale, l'Orlando Furioso. Pallone Donato. teso. Ci arriva in Bagher l'alzatore, poi Bagher anche nell'altro campo di Spanò. Palla a fondo campo. Di nuovo parità. Iannace al servizio. Jump float per lui. Puntorieri riceve Pugliatti. Attacco centrale di Barreca. Viene preso anche questo. Ed è free ball offerta da Froio. Ancora attacco centrale di Anselmo Barreca. Stavolta mette a segno. Primo attacco centrale della Jolly. No, ha attaccato con Orlando prima. Sì. Nel primo attacco di Anselmo.
primo punto quindi per Barreca, se non mi sbaglio. 3-4 il punteggio. Pugliatti al servizio, batte subito. Donato, Froio, mani Donato, out. mani fuori. Sto vedendo un ottimo Donato nel rende. Da lui partono le grandi azioni, dal libero, che riceve molto bene e difende soprattutto. Si lancia su ogni pallone. Donnici al servizio, Male Puntorieri, un po' accompagnato questo pallone. Tacca dall'altra parte, molto forte. Numero 14 ed è out. Mazzuca. Sì, pallone out, ha cercato la diagonale stretta. Volevano un tocco del muro i giocatori del rende, ma non c'è. 4 pari. Remo al servizio. 4-5. Remo forte. Sì, Froio riceve e attacca. Pugliatti in parata. Santa Croce si è tuffato. Ha spinto questo pallone. Spanò, che è caduto anche su Santa Croce. Tutto ok. Meno male. Sì, Spanone non in questi interventi dove c'è da raddrizzare la palla non riesce a Vuole rimandarla sempre dalla parte attaccarli, sì, opposta. vuole sempre attaccare. Mazzuca al servizio. Sul Remo, Attacca sicuro. seconda linea, Puntorieri, la parata. Doppia di Remo. A me non è sembrata doppia. A te, Renato? non l'ho vista, guardavo dalla parte opposta, dalla parte del rende, a vedere come erano disposti. Quindi passa di nuovo in vantaggio. Rende 6-5. Mazzuca al servizio. Pallone teso, Puntorieri, ottimo. Attacca sicuro, molto forte, ma il pallone è out. 7-5 per il rende. Sta continuando a soffrire la Gioglia, infatti chiama time out mister Giacomo Tomasello, che si arrabbia con i suoi, come vedete. Vedete Tomasello? Si sente la voce fino a qua sopra. Se la prende con sicuro. E adesso guarda gli altri giocatori della squadra. Caricati i ragazzi di Giacomo Tomasello. Di nuovo in difficoltà dopo le difficoltà del secondo set. Mazzuca ancora al servizio. Riceve bene, sicuro. Spano attacca bene, perché prende le mani del muro avversario. Con una bella botta la palla si impenna, non riesce la seconda linea del rende a raggiungerla. Bella botta. Di nuovo -1 per la Jolly. Anselmo Barreca al servizio. Ricevuta da Iannace. Froio all'attacco. Pugliatti all'indietro verso Spanò. Questa volta c'è difesa. Iannace. Molto forte l'attacco. Recuperato dalla Jolly. Forse una doppia. Pallone che è giocabile. Primo tempo, ancora copertura della Jolly. Attacca poi Spanò. Pallone di nuovo nel campo del rende. Un po' di confusione. Pallone attaccato addosso a Remo. Pugliatti in bagger verso Spanò. La parata dall'altra parte. Un altro attacco. E alla fine ne esce vincitrice la Jolly da questa serie di lunghi scambi tra le due squadre. Di nuovo a parità. Stiamo vedendo una bella partita.
Anselmo Barreca al servizio. Iannace. Iannace riceve dall'altra Froio parte, sì, out. Froio. Bravo, mi è piaciuto, sparò, ha passato la testa a muro Renato, così magari non colpiva il pallone con la testa, ed infatti il pallone poi è andato out. Passa di nuovo in vantaggio la Jolly, 7-8. Ancora Barreca Su Iannace. sì, riceve. Mazzuca. Oh. Bella, sta schiacciando bene da seconda linea. Mazzuca, Sì. vero, vero. E se prima Iannace era molto ricercato nel rende, adesso Mazzuca è il più ricercato, che infatti sta attaccando molto bene. Tanto rende chiama formazione, tutto ok, ancora no. Ora è tutto ok, il gioco che può riprendere. Froio al servizio. Su Puntorieri. Pugliatti E Remo. Orlando furioso. E finalmente è tornato Peppe Orlando con i suoi attacchi centrali rapidi. Ottima la combinazione con Pugliatti. 8 pari, 8-9 per la Jolly. Spanò al servizio e i suoi palleggi. Fischia l'arbitro. Jump float molto tesa. Su Froio. Iannace sfrutta le mani del muro che bloccano questa palla e cade al centrocampo. è stato bravo a coordinarsi qua Iannace. Ottimo il suo colpo. 9 pari. Caruso al servizio, pericoloso con il suo servizio spin, che ha dato parecchi problemi alla Jolly prima. Out. Spreca tutto Caruso. Nove 10, quindi passa di nuovo in vantaggio la Jolly. Sicuro al servizio. Froio. E Iannace. Muro. Ancora di nuovo cercato Iannace. Cerca il pallonetto. E Remo. Bella questa combinazione, molto bella. Remo che si propone verso il centro ad attaccare come un primo tempo. 9-11 alla femminile. Sicuro. Ottimo il suo servizio in zona di conflitto. Buono l'attacco del rende. Remo dall'altra parte, Murato, Pugliatti, Santa Croce in bugger rovesciato. Su Remo che è in campo. Sì. Buona l'alzata di Alessandro Santa Croce. Ottima Jolly in questa parte. 9-12. Time out chiesto da Rende. Ci deve essere un campo d'aviazione che c'è un elicottero che io sento in cuffia dall'inizio della partita. Mi dicono di salutare, chi salutiamo? Tutti, il presidente. Qua c'è un tifoso della Jolly che saluta i propri compagni che sono rimasti a casa. 9-12, rientrano in campo le due squadre qui. Arrende. Al servizio la Jolly con Sicuro.
Donato, attenzione al primo tempo. Oh, buona la copertura di Sicuro, la schiacciata. Iannace Tocca. passa di nuovo in mezzo alle mani del muro della Jolly. Però Orlando mano moscia sul muro, Renato. Glielo diciamo al papà. Doveva tenere forte il braccio. A mamma più spinaci. 10-12. Pallone corto, Oh! infatti. Free ball per il E di là Rende. c'è, questa volta è murato, ma c'è copertura. Bella. Iannace ci riprova dalla parte opposta, puntorieri. Remo la sua palla Oh! e non ce la fa, Sicuro. Ad alzare il più possibile. E si fa sotto il Rende. 11-12 o 12 pari? 11-12. Ok. Totera al servizio. Pallone corto. Non riesce Puntorieri ad alzare questo Sì, pallone. si butta davanti a Sicuro che era pronto sulla palla. Ed è di nuovo parità tra le due squadre. Ci sono questi momenti di difficoltà nella Jolly in cui ne approfitta ovviamente il Rende. Totera ancora, sempre su Puntorieri. Pugliatti e sceglie Peppe Orlando al centro. Hop! Hanno ripresa. Peppe È Orlando out. ancora out. Stavolta carica troppo. Peppe Orlando voleva un tocco del muro, ma non c'è stato. Passa in vantaggio il Rende. Da che era quasi punto per la Jolly, con una piccola dormita del Rende. Si erano addormentati anche dalla parte opposta. Sì, infatti. Puntorieri, l'alza. Buona l'alzata di Pugliatti. Remo di nuovo out. E se prima caricava poco la Jolly, adesso carica troppo. Passa in vantaggio di 2. Rende. 12 per 5 fronti, 14 per Rende. Ancora Totera. Pallone teso, sempre su Puntorieri. Pugliatti sceglie Tocco del muro, ma c'è copertura difesa di Froio, sì. Free ball per la Jolly. Puntorieri. Pugliatti, primo tempo con c'è Orlando. tocco Stavolta del c'è muro. il tocco, stavolta c'è. E infatti non ha forzato più di tanto l'attacco. Bravo qui nel trovare le mani del muro. -1 per la Jolly. Peppe Orlando al servizio. Riceve il libero dall'altra parte. dai. Poi Remo butta questo pallone via. Ancora più 2 del Rende. Iannace al servizio. Pallone teso, sempre su Puntorieri. Pugliatti Remo. trova Remo, viene murato, copre Spanò. Pugliatti ancora verso Remo e ovunque il libero del Rende, ma c'è doppia di Donnici. Protestano i giocatori del Rende, ma sinceramente il pallone ha girato abbastanza. Lui è andato con i pugni. Secondo l'arbitro è doppia. E l'arbitro che è qui in panchina, in tribuna, che cosa dice? L'arbitro in tribuna che dice? Era doppia? Dubbia, dicono. 15-14. Nel dubbio. Riceve il libero del Rende. Attacca Buona molto questa. forte. Mazzuca. Poi dall'altra Froio parte dalla parte Froio. opposta. Ancora il libero Donato. Mazzuca. Pugliatti, poi invasione del muro della Jolly con Barreca. 16° punto del Rende.
Rende ben disposto in campo. Sì, continua la difficoltà della Jolly. Non trova zona del campo la Jolly dove piazzare questa palla. Si ferma sotto rete. Passe. Colpisce in pieno il numero 11 Caruso. (16, 15) al palazzetto di Rende. Fa sempre più freddo. Remo al servizio, stavolta non spin per lui, ma flot. Froio all'attacco. C'è il Mani muro della out, Jolly, ormai ma Froio continua con questi attacchi sul muro, Gabriele. fa bene perché Perché vede il che muro la non Jolly- è ben disposto sì, e continua. la Jolly fa difficoltà al muro. Ci dicono qui dagli spalti di chiamare un altro muratore. Qui ci vuole un'azienda di costruzioni. Sotto banda anche altro errore. questa. Altro errore del Rende. Vuole dire alla Jolly: dai, recuperaci. Allora- Recupera il punteggio, perché noi siamo stanchi. Chiamiamo Totò di 5 Pronti con la sua azienda per alzare un muro senza fare pubblicità. Ho detto solo il nome, non ho detto il cognome. 17-16. Buona la Anselmo battuta Barreca. di Anselmo, primo tempo, ma Murato. c'è buona copertura. Pugliatti costretto al Ah fallo. no, puntenta il pallonetto. Invasione C'è del un'invasione, muro. anche Invasione se del muro. E recupera la Jolly. Vedi, 3 errori consecutivi del Rende, Renato. Prima 2 al servizio e adesso il muro che tocca la rete. E Jolly che riaggancia il punteggio. Barreca. su Iannace e Froio pronto, primo tempo. Op. Prova ad arrivarci sicuro, non ce la fa. Dopo l'autocopertura, se non mi sbaglio, di Di Orlando. Spanò. Ah, Spanò. Panò che non riesce a sollevarla perché la palla si ferma sul nastro e ritorna indietro. 18-17. Non passa più in Froio. vantaggio la Jolly. Al servizio su Puntorieri, Ci arriva eccolo anche- da seconda linea anche su e questa. anche il nastro. Mazzuca. Mazzuca dimostra di saper usare anche il nastro. Ma comunque il Rende sta dando l'anima, prende ogni pallone sia in ricezione sia in difesa, Non lascia non lascia nulla. sotto rete. Altro errore al servizio, 3 errori consecutivi al servizio. 19-18. Rientra Santa Croce per la difesa. Raul Spanò al servizio. Pallone Donato. molto teso, Donato, sì. Iannace pronto, Eh, mani muro. out. Ancora muro scomposto della Jolly. Renato, Pugliatti e Orlando in ritardo, ma soprattutto lasciano uno spiraglio. Ci vuole un Attacco. buon muratore, ma qui mi sa che ci vuole L'attacco di Iannace, sì, l'intera squadra di muratori. ha colpito in pieno il braccio destro di Pugliatti. Donnici al servizio. No, non è Donnici, è Caruso. Out. Altro errore. 4 errori consecutivi al servizio per Rende, di cui 3 sulla rete, 1 fuori. Doppio cambio Cambio. per la Jolly. Esce Pugliatti, entra Corsetti, esce Spanò ed entra il secondo alzatore, Laurendi. Sicuro al servizio. Attenzione ai primi tempi, Donnici è già pronto, Gabriele. Iannace. E Iannace si propone, murato questa Singolare, volta. sì. Questa volta il Eccolo. muratore. Eccolo, ha funzionato il muro della Jolly questa volta. 20 pari. Ancora sicuro al servizio, sbatte forte il pallone.
Iannace, primo tempo, l'avevo detto. Tocca Corsetti e pallone che va out, mani fuori, quindi passa di nuovo in vantaggio, rende. Ovviamente il muro di prima con Laurendi è stato rinforzato, con Laurendi e Corsetti pure. 21-20 il punteggio, servizio rende con Totera, +1 quindi. Pallone lungo su Puntorieri, attacca bene Corsetti, Donato. prende anche Iannace, questo Donato. tenta il pallonetto. Puntorieri, Bagher Remo. rovesciato. Vede l'angolino, È in. bravo Remo. È in, si addormenta qui, prende, No, lasciano sfilare tutti ha i lasciato palloni. finalmente il Rende, ha lasciato Uno spiraglio, uno sì. spiraglio, un angolo del campo. Vero, vero. E Remo l'ha cecchinato all'istante. E tra l'altro non ha forzato nemmeno Remo. Ha voluto Sì, ha visto sì, proprio. sì, ha voluto proprio piazzarla e non forzarla. 21 pari. Orlando al servizio. Ricevuto Froio. bene. D'altra Dall'altra parte Iannace parte, tenta il ora di pallonetto. Corsetti. Ci riprova. Bene, Tocco del ancora muro. Attacca Non Corsetti era come completo, può. deve passare tutto il piede. Laurendi ancora, sempre verso Corsetti, Bene. prende anche questa. Tocca il muro. Laurendi ancora, però non c'è nessuno. Chi c'è dall'altra parte? Laurendi. Doveva coprire qualcuno l'assenza di Corsetti che era ancora a terra dopo il recupero. Passa di nuovo in vantaggio e rende 22-21. Alla Jolly proprio non sta piacendo andare in vantaggio. Servizio di Froio. Puntorieri. Laurendi. Dove? Troppo lunga per Remo. Sbaglia tutto Laurendi. 23-21. Chiama time out. Per forza. Coach Tomasello. Andiamo. Inguardabile in questo terzo set la Jolly. Un Rende invece che ha coperto completamente il campo. Non sembrano 6 giocatori. Bisogna contarli ora in campo. O hanno distratto Gabriele? Mi sa che Tomasello ha perso un po' la voce perché non lo sento più. Ha gridato troppo. (23-21) squadre che rientrano in campo. Rende al servizio con Froio, se non mi sbaglio. Laurendi stavolta in Bagher. Remo attacca. Si tuffa Donato. Una delle poche palle che non è riuscito a prendere Donato. 23-22. Corsetti al servizio. Su Froio, primo tempo che si rimane ferma l'altro, sulle mani di Santa Croce. È rimasta là purtroppo, sì. 24-22. Cambio. Per entra il secondo palleggiatore, Federico Mari al servizio. E si è chiuso anche il cambio nella Jolly, quindi rientra Spanò ed esce Laurendi, rientra Bugliatti ed esce Corsetti. Mari per il set point. Si concentra Mari. Jump float. La prenderemo. Remo si propone all'attacco, prende anche questa, rende, forse una doppia qui.
puntorieri in bagger verso Spanò, attacca Iannacci, poi la prende Froio, attacca, tocca il muro della Jolly ed è 2-1 per la squadra di casa. 25-22 il terzo set, 2-1 di set per il Rende. Ancora la Jolly in blackout, ancora tutto da rifare per la squadra 5 prondese. Mentre il freddo Aumenta. Di nuovo in campo per il quarto set del match. Le due squadre pronte. Nella Jolly torna in campo Varamo al posto di Sicuro e c'è Remo che è al servizio, spin per lui. Subito il Rende con Mazzucca che fa uso stavolta della testa del muro della Jolly. 1-0 per il Rende al servizio con Froio. Non ci sono cambi invece nel Rende. con Iannacci al servizio. Iannacci? Sì, Iannacci. Spano attacca. Iannacci si propone verso la Mazzucca. pallazata. Questo Mazzucca è incredibile. Schiaccia da ogni parte del campo e trova sempre il posto giusto in cui schiacciare. 2-0 Rende. Puntorieri non al meglio. Varamo attacca, pallone che schizza via. Stava per arrivare anche su questo Donato, ma pallone che sbatte sul muro della palestra. 2-1 e Barreca al servizio per la Jolly, quindi Jolly che parte per il secondo punto. Barreca molto teso, attacca Froio dall'altra parte,
doppia. di Pugliatti. 3-1 il punteggio. Donnici al servizio, sempre da fondo campo, senza saltare. Pugliatti sceglie e trova Varamo, bravo nell'attacco. Il pallone che cade tra il numero 6 Totera e il numero 9 Iannace. Secondo punto per la Jolly. 3 invece sono quelli del Rende. Spanò al servizio. Su Donato, Sì, sempre Donato. e Mazzuca che Fortissimo. tira la solita bomba. Fortissimo l'attacco di Mazzuca. Ancora forza nelle braccia, tanta forza nelle braccia. Non ha muro, Gabriele. La Jolly su Mazzuca non sta andando a muro. 4-2. Su Remo. Varamo, ma c'è Il guardia. solito Donato. Free ball per la Jolly, vediamo come la sfrutta. Pugliatti sempre verso Varamo, tocca il muro del Rende. Froio, questa Muro volta della c'è Jolly, copertura anche su questa, poi prova a Mazzuca, spingerlo. tenta Totera. Totera, sì, Mazzuca fa buona guardia a fondo campo e Totera cerca di spingere la palla Con il pugno. con le nocche. 4-3, cambia lato Varamo sotto richiesta di Tomasello, ovviamente. Pallone Su molto Donato. teso su Donato. La schiaccia lo stesso Iannace. Primo tempo di Orlando. C'era Muro guardia della dell'alto Totera. Caruso. C'è La buona guardia di Santa Croce, attacca anche questa Remo. Totera stavolta attento a dietro. Mazzuca che questa volta Stavolta sbaglia. Flash news, Renato. In sì, collegamento questa volta da Rende. si Totera è stancato, dice ma tutte io le devo mandare di là e alla fine 4 pari. Era da tanto che non dicevo flash news, no? Dall'anno scorso. è in campo, lasciano sfilare Ace di Varamo. Donato. Mazzuca, pure lui. Gli cade a fianco questo pallone. Passa in vantaggio la Jolly. Ancora Varamo al servizio. Ricevuto dal Froio, Rende. Murato. Totera verso Doppia, dietro. se questa out Out anche questa di ed era una Mazzuca. doppia visto il metro utilizzato finora. Altro errore per Mazzuca. Avanti di 2 la Jolly. Break. Giacomo Varamo. Sempre tesa, Sempre sempre lì. sul libero. Mazzuca da fondo campo, Stavolta schiaccia bene. Pugliatti sceglie e trova Remo. Si lancia Donato. Non riesce ad alzare questo pallone. sì, E non mi è inoltre- sembrato toccato dal muro, mi è sembrato No, il nastro il penso. nastro, quindi era destinata fuori quella palla. No, fuori no, perché No? era su Donato il pallone. 4-7. Varamo. Ancora. Sempre su in quella Donato. zona. Pallone rimandato di là. Primo tempo di Orlando, un po' in difficoltà qua Rende. Altra free ball. Santa Croce. Pugliatti verso Remo, schiaccia. C'è la copertura. Bella da verso Froio Asta. e tocca l'asta. Asta di Froio. Piccolo blackout stavolta del Rende. 4-8. Sì, Totera sta distribuendo buoni palloni, tanto time out. Time out, sì. Fa bene l'allenatore Crispino a chiedere questo time out. La sua squadra sotto di 4.
mani ghiacciate. Solo le mani. Sì, per adesso sì. Quando siamo arrivati c'erano 6 gradi qui a Rende. Adesso ce ne saranno minimo 3. Le montagne intorno a Cosenza sono tutte innevate, lato Sila. 4-8, squadre di nuovo in campo, Varamo ancora al servizio, sempre in quella zona in conflitto con il libero. Mazzuca attacca, usa il nastro, attacca Remo dall'altra parte. C'è il muro. Froio ha attaccato, Pugliatti sceglie la pipe di Varamo sul libero Donato. Froio della parte opposta, Attacca sotto bene, del muro Santa Croce ci e arriva, tocca ma lassù in prende cima, le travi in prende pieno. le travi, troppa forza. Quinto punto del Rende dopo il pallone fuori. Froio al servizio. Riceve puntorieri, Pugliatti verso Remo, Out, out, non lascia c'è tocco del sfilare. muro. Lascia aspirare, sì, Donato fa buona li fa guardia, bene. visto che i compagni a muro non avevano toccato, e lascia sfilare out. 6-8, ancora Froio per il Rende. Puntorieri. Remo attacca forte, c'era quasi arrivato Totera. Passando sotto l'arbitro. 6-9, cambio per la Jolly, cambio di centrali, esce Barreca ed entra Antonio Melara. Melara. Eccolo inquadrato, il numero 17 Alziamo un po' il della muro. Jolly. Peppe Orlando, l'altro centrale al servizio. Tesa su Donato. Iannace dalla parte opposta a muro. Di nuovo ci riprovano su Iannace. Out. È in? È in, sì. Io sinceramente l'avevo visto out. Sì, c'è la 7-9. ringhiera che ci impedisce una buona visione. Replay è in. Centrale Caruso La al spin servizio. per lui. Bella. Buona, tiene bene Varamo. Pugliatti un po' doppia. Out di nuovo. Attacca Remo. Oh, il tocco. È il tocco. È il tocco. Il tocco c'era. Questo era netto. Questo c'era il tocco. C'era. Pallone out secondo l'arbitro. Era toccata. E il secondo arbitro penso stia dicendo sì, forse tocco, non lo so. Sì. No, era un sì per far iniziare il gioco. 8-9. Quindi accorcia le distanze. Prende. Ancora spin per il centrale. Out stavolta. Va bene alla Jolly perché il servizio era molto pericoloso. Al numero 11 Caruso, che poco si vede in attacco Caruso, però si vede molto al servizio. +1 per la Jolly, Pugliatti al servizio, pallone teso. Donato, attenzione al primo tempo, muro coperto da Totera. Free ball per la Jolly, Santa Croce, Pugliatti Remo dietro verso Remo. è in campo. È in. 11° punto per la Jolly. Sì, si era impennata sul nastro, sembrava destinata out, invece è cascata all'interno della riga. 8-11. Pugliatti, ancora pallone Molto teso. tesa. Sul Questa volta è nastro. sotto banda. Mazzuca sul nastro. Mazzuca si è stancato. Ha attaccato davvero tantissimi palloni Mazzuca. È abbastanza stanco dopo tutti quei palloni attaccati. Salvate in Iannace pratica.
Tocco del muro della Jolly, può costruire il rende, sempre Iannaccia, attacca forte, c'era arrivato Santa Croce ma il pallone era molto forte e tocca sul tetto sulle del travi. palazzetto. 9-12. Servizio rende su Puntorieri. Pugliatti Bella su dietro. Remo. Bella. Attenzione che Pallone l'hanno ripresa. recuperato. Puntorieri. Pugliatti. No, Remo. Sbaglia tutto. Anselmo, Melara. chi è? Barreca, Melara. come si chiama? Melara. Melara. Melara che tira nel nostro campo. Peccato. 10-12. Ancora rende il servizio. Varamo, poi Mamma Pugliatti un po' male verso Remo, il pallone che Cerca passa. di Iannace Muro della e Jolly mani out. out. 11-12. Di nuovo -1, rende. Chiama time out Tomasello. Ci sta. 3 punti consecutivi del rende. Fischia l'arbitro, Tomasello sta ancora parlando con i suoi. Squadra che adesso è pronta a rientrare in campo. 11-12 il punteggio. Froio al servizio? No, Totera. Su Giacomo Varamo. Remo. Bene, bene, bene. Ha schiacciato molto bene Fabio Remo. Sì. Ma Una alzata di Pugliatti. Muro a 1 di Iannace che guardava la lungolinea. sinceramente fosse stato lo scorso set l'avrebbe presa questa rende, eh? Oppure no? 11-13. Remo. Donato. Varamo, Tocco del schiaccia muro. forte. Certo. Questa volta l'ha visto, la palla si è impennata. Nettamente. Si è sentito anche un bel botto del pallone sulla mano del muro del rende. 11-14. Remo Sotto rete. sbaglia anche lui. 12° punto per il rende. Iannace al servizio. Pallone corto su Remo. Poi Varamo. Pallonetto viene recuperato da Froio. Chiama in l'arbitro, il secondo arbitro chiama in, ma sinceramente era stato recuperato nettamente da Froio questo pallone. Quindi 15° punto per la Jolly Cinquefrondi. Proteste dei giocatori del Rende, protestano anche i tifosi. Era stato nettamente preso questo pallone. Il secondo arbitro sposato fa cenno al primo, anzi ha fischiato proprio sposato. Sì, ha fischiato il secondo, una palla. Ma ha fischiato tra l'altro dopo tanto, Sì. Aveva già schiacciato il rende, se non mi sbaglio. Anche Remo sotto al seggiolone dell'arbitro. Sto cercando di leggere il labiale.
c'è da vedere. Stavamo cercando di inquadrare la situazione. Non Secondo sappiamo il arbitro, punteggio a questo punto, 12-15 in teoria, perché è stato ma lì assegnato c'è un il punto. 12-14. Sì, è stato assegnato il punto alla Jolly in teoria. Secondo arbitro sposato che sta parlando adesso con il primo Le Rosa. Numero 9 Iannace. E punto alla fine assegnato alla Jolly. Iannace ancora sotto il seggiolone dell'arbitro. Niente cartellino. Che cosa, non sappiamo cosa è stato chiamato. Va bene, dice Iannace, va bene così come vuoi tu arbitro. 12-15, il gioco che può ripartire. Melara al servizio della Jolly. Comunque sta di fatto che quel pallone era preso, cioè era stato preso. La riceve il libero. Froio, Muro della Jolly. Cade e questa non è presa. 12-16. Ancora Melara al servizio. Donato, Libero, sì. primo tempo, Tempo è out. Chiede tocco. Donnici, ma non c'è stato. Partito dritto questa. Eh sì. 12-17. Ancora Melara per la Jolly. Classe 2003. Il centrale. Ancora chiesto il primo tempo di Donnici. Messo a segno dopo il muro di Orlando. Pallone che cade nel campo della Jolly. 13-17 il punteggio. Proprio Donnici ad andare al servizio. Ovviamente battuta da fondo campo. Pugliatti sceglie e trova Varamo. 4 tocchi non ravvisati dall'arbitro. Show dell'arbitro, poi mani fuori di Spanò. L'arbitro che sta facendo lo show. Questo era un 4 tocchi netto. Fortunato Varamo qui. 13-18. Sta facendo lo show l'arbitro. Questo era un netto 4 tocchi, Renato. Protestano sia Iannace che Mazzuca. Eccolo il cartellino giallo dall'arbitro verso Iannace. Giallo alla squadra del Rende. Un supporter, uno dei dirigenti in tribuna gli dice alla squadra del Rende di giocare, di non preoccuparsi, di continuare a giocare. Spanò al servizio, ricevuto, Totera ci arriva un po' in difficoltà. Oddio, Preso in pieno Totera. Era in corsa no, Froio, Froio, sì, ed era in corsa Totero, numero 6, sì. Totera, Froio ancora a terra. si rialza. Zoppicante un po'. Preso un colpo. 13-19 il punteggio. Un po' in confusione il Rende in questo momento. Sì, le decisioni arbitrali hanno un po' scombussolato. Molto teso il servizio di Spanò. Attacco Ed è out. fuori del numero 14 Mazzuca. 20° punto della Jolly a +7. Blackout del Rende. Spanò ancora. Molto Ancora tesa. teso, sì.
Totera indietro verso Mazzuca, Mazzuca. ma c'è Spanò che fa buona guardia Pipe ed è di una Remo. pipe di Remo. Bella questa giocata della Jolly, una giocata rapida di prima intenzione all'indietro. Pugliatti trova Remo che si era lanciato. Anche un gran tuffo di Iannace mi pare dalla parte opposta. Sì. 13-21, time out chiesto dal Rende. (13-21), time out finito, squadre di nuovo in campo. E ancora Spanò al servizio per la Jolly. Su Spanò. Donato di nuovo Totera. Mazzuca, ancora, tocco del muro, Remo, Varamo, Donato bene la prende. Donato di petto Free ball. Santa Croce, Pugliatti. e di ancora nuovo Remo va alla palla spinta ma l'alto Caruso fa buona guardia, fortissima Santa Croce, duello aereo poi. autocopertura sempre del solito alto, Fortissima questa bella schiacciata. Pallone rigiocato dalla Jolly, free ball. mamma mia. Sbaglia tutto Caruso, e infatti Caruso si vede poco, Renato, negli Sì, attacchi al centro. era troppo bassa questa palla, è dovuto andare con la mano all'altezza della spalla. Una volta che si vede Caruso negli attacchi centrali sbaglia. Vabbè, ma ha fatto già 13, due interventi 22. di autocopertura. Sì, sì, vabbè. Ancora Donato. attesa. Froio, Santa Croce non riesce a tenerla, Remo la prende. Pugliatti poi non è riuscito a toccare per rilanciare il pallone nell'altro campo. Comunque gli abbracci per Fabio Remo che si è lanciato su questo pallone. si è un pochino sbucciato Raul Spanò. Cambio nel Rende. Entra il secondo alzatore, il numero 5 Mari. Brucia, Non ho capito nulla, vabbè. dici? Non ho Compra capito una nulla, è vocale. entrato Mari. Non so al posto di chi. Mari Perché ho è visto tre uscito giocatori insieme l'alzatore, uscire. è uscito l'alzatore Totera, Gabriele. Ah, ok. Che ha chiesto anche formazione, infatti Mari è andato in confusione anche lui. Quindi +1 del Rende. Mari al servizio, pallone a campanile, ci arriva Puntorieri, attacca Varamo. Mari la alza all'indietro verso Froio, la prende la Jolly. Puntorieri si rimette in posizione Varamo. Primo tempo c'è curato già, da Orlando. c'ha già il tocco, Sbaglia tutto qua il Rende. quarto tocco, 4 tocchi quarto tocco, con la testa, sì. Chiede spiegazioni beh, Caruso. quarto tocco, non era a muro, lui schiacciava. Ma gliel'hanno pure detto i suoi compagni. 14-23. 22, Varamo 14-23 al siamo. servizio. Pallone teso, sempre sul libero Donato. Attacca dall'altra parte Rende. Pugliatti, attacco centrale di Orlando a No. pallonetto. Mari la alza sempre da posto 4, muro della Jolly che invade. Non abbiamo tocca la visto a rete. Britta, Gabriele, vedi il numero 15 Infatti avevo detto io che era che c'era stato qualcosa in cambiato da più. qualcun altro, infatti. 15-23. Froio al servizio, hanno fatto riposare Mazzuca. Pugliatti, Remo, c'è Froio a fondo campo, doppia. Netta la doppia di Mari. Questa c'era. Il pallone che ha girato nettamente
24esimo punto per la Jolly, set point per andare sul 2-2. Cambia lato Orlando. Sotto Panda. Vai anche lui. Altro errore al servizio per la Jolly. 16-24. Provincide per Orlando, come la chiamano qua. Caruso al servizio. Dato che ogni volta che gioca in provincia di Cosenza Orlando sbaglia qualcosina. Oh. Un po' trattenuta la palla di Puntorieri. Poi Remo chiude il set 16-25, 2-2, ed è tutto da rifare stavolta per il Rende, dopo che è passato in vantaggio per 2-1. Primo arbitro che scende dal seggiolone, va a parlare evidentemente. Ah no, giusto, c'è il sorteggio, giusto, me l'ero dimenticato. Quinto set, sorteggio, palla o campo. Il capitano Mari con l'altro capitano Fabio Remo. Di nuovo le strette di mano. È stato fatto riposare Renato Mazzuca. Ottima la scelta dell'allenatore. Sì, ormai il set stava andando verso un epilogo. Ok, terminato il sorteggio. Il riposo a Mazzuca non farà che bene. Speriamo non si sia riposato abbastanza. Ora concentrazione per questo quinto set. Vedremo se la Jolly riuscirà a mantenere l'imbattibilità in campionato alla 19ª giornata. Gabriele, set messo un po' in discussione dalle scelte arbitrali. Sì. Ha condizionato il Rende. Sì. Due scelte quasi di fila, dopo tipo 2-3 punti, se non mi sbaglio. Ci scherzano qua in tribuna, ci scherzano. Sempre quel famoso ragazzo, quel famoso ragazzo Renato della Mezza, no? Te lo ricordi, quello che si riscaldava? Quel ragazzo che si riscaldava pelato, no? A coso lì contro la Volo Virtus. Dove eravamo? Girifalco. A Girifalco, sì, c'era un ragazzo che si riscaldava a fondo campo. C'erano due ragazzini che si riscaldavano. Questo. Ma c'era un altro pure che si riscaldava insieme a lui. Questo qua. Gli tocco la verata. Fischia l'arbitro. 2-2 di set. Si ripartirà dallo 0-0. 15 punti per vincere quest'ultimo set, per vedere chi avrà la meglio. Vedremo chi batterà dopo il sorteggio. Batte Rende e con partirà Froio. Sì, al servizio con Froio, lo schiacciatore, posto 4, oppure martello, come lo volete chiamare voi. Ormai il posto 4 ha diversi nomi nella pallavolo: martello, schiacciatore, banda. Posto 4. Froio al servizio, pallone corto su Puntorieri. Pugliatti verso Orlando. Si è svegliato Orlando. Torna l'Orlando furioso. Abbiamo i genitori qua a fianco. Eccolo inquadrato, Peppe Orlando, dopo il suo grande punto, il punto dell'1-0 del quinto set. Proprio Orlando ad andare al servizio per la Jolly. Pallone molto teso, preso dal libero Iannace, Murato, ma c'è invasione abbastanza netta di Melara. Sì, si è portato via la rete, ma i souvenir non si possono fare qui.
Dai, dai, c'è l'università, potrà venire all'università qua, no? Non c'è bisogno di Sì. portarsi souvenir adesso. 1-1. Pallone, tocca il nastro. Melara se l'era perso. Dall'altra parte Spanò. Tacca Iannace, Out, pallone out. Iannace. C'è il tocco del muro? Non c'è No. il tocco del muro secondo l'arbitro. Caruso chiedeva il tocco. No, era alta. Sì. 1-2. Santa Croce libero dalla Jolly. Pugliatti al servizio. Molto Sempre su presto. Donato, primo tempo. Pallone recuperato. Oh! Sempre Donnici comunque a dare problemi. L'attacco molto forte. Non ci Si arriva tuffa. Panoramo. Giacomino Varamo. Due pari. Ma comunque Renato rende che ha fatto ancora una volta male con Donnici al centro. Froio? No, Sì. non è. Sì. No, è impossibile, l'ha battuto prima, era Totera al servizio. Remo! Tocca il nastro. È non fortunato qua. Pallone che torna nel campo della Jolly. Passa di nuovo in vantaggio e rende 3-2. Totera ancora al servizio, rientrato dopo il cambio con Mari nello scorso set. Puntorieri, attacco Oh. centrale di Melara, sbaglia tutto. Gli rimane appiccicato il pallone sulla Mamma mano. mia. Gli rimane appiccicato il pallone sulla mano, il pallone out. Non chiude il polso, Appunto. Gabriele. Ha trascinato Non chiude il proprio il polso. pallone fino alla fine. 4-2. Ancora Totera. Puntorieri, Pugliatti verso Remo, schiaccia. Pallone giocato. Oh, Gli rimane là a Totera. Doppia per lui. 4-3, ne può approfittare la Jolly. Cambio. Di nuovo di centrali. Rientra Barreca ed esce Melara. Mentre si prepara Remo al servizio per la Jolly. Vedremo se la forzerà o se effettuerà la jump float. 4-3 il punteggio. Qualcosa nel segnapunti dopo il cambio. Il secondo arbitro lì a parlare con segnapunti. C'è qualche problemino e infatti è stata consegnata la formazione, il foglietto della formazione. Vediamo. Ok, se lo riprende l'arbitro il foglietto. Secondo arbitro che va a parlare con il primo. Ancora un momento di attesa per le squadre dopo gli errori nel primo set e nello scorso set, errori arbitrali. Adesso errori nel segnapunti. È innervosito il segnapunti. Che cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Si è innervosito il segnapunti, Renato? ma perché? Non lo so. Non mi è mai capitato di vedere un segnapunti innervosito, Renato. 4-3 per il rende. Palleggia intanto Varamo. Tutti i giocatori del Jolly a palleggiare, tre di loro. Si alza ancora il segnapunti. Vediamo come andrà a finire questa storia. Tomasello intanto lo vedete, si appoggia alla rete, si tocca i capelli dal nervosismo. L'attesa snervante in questo quinto set.
mentre Pugliatti dialoga sotto rete con Iannace. I giocatori della Jolly si tengono in movimento perché fa molto freddo. Il secondo arbitro invita a sedersi a segnapunti, si siede adesso. Telecronaca in diretta del segnapunti. Intanto si danno alla pallacanestro i giocatori della Jolly. Eccolo qua, Santa Croce che tenta il bugger tenta di fare canestro con il bugger. Dall'altra parte Fazzari non riesce, il tiro da 3 punti per Fazzari. Stiamo commentando la partita di basket. Va Ramo, attenzione, non va, il tiro da 3 punti anche per lui. Ancora problemi nel segnapunti, mentre dall'altra parte, nell'altro campo, si tengono anche in movimento i giocatori del Rende. Iannace e Totera che si scambiano il pallone con i piedi. Tenta la schiacciata sotto rete, Spanò non gli riesce. Commentiamo, facciamo qualcosa. Mentre ancora ci sono problemi nel segnapunti. Siamo al quinto set, 4-3 per il Rende, 2-2 di set. Orlando e Santa Croce che si danno alla pallavolo. Continuano Gabri, a sbagliare canestri. Stavo facendo io la stavo telecronaca seguendo, tu stavi facendo la telecronaca. del basket. Io stavo sentendo l'arbitro qui sugli spalti, quello che hai indicato prima, che mi diceva che cosa può essere successo. Può essere successo, dice, che il segnapunti non abbia segnato Melara, per cui nel momento del cambio non si è ritrovato il numero 17 in squadra. Diceva che so dove è arrivato, E quindi, chi l'ha portato. Poi quando è andato a cambiare, Possiamo, siccome abbiamo registrato la partita, possiamo farla vedere all'arbitro in maniera tale da segnare. 4-3. Intanto ricordo il punteggio. Varamo torna al tiro da 3 punti, non riesce. Meglio giocare a pallavolo, anche con il calcio Spanò. Non ci siamo, datevi alla pallavolo, dai. All'ippica. Addirittura. Ricordate che E la comunque- scorsa comunque- settimana c'era Cavallo, Sì. E il comunque giovane puledro, sto inquadrando a libero Donato che ha tentato mentre il salto. Varamo Ha tentato il salto da posto 4, magari vuole tornare a schiacciare Anche Donato, Fazzari. perché non gli basta fare il libero a Donato. Parré che è andato a canestro. Ancora che parlano là, intanto al segnapunti. Torniamo al segnapunti. Qualcuno prende il palo. Ora che cosa va a fanno? finire Misurano che la rete non intanto. c'è pure la rete che è sbagliata. Vediamo. Sì, intanto misurano l'altezza della rete. Vediamo Corsetti e l'allenatore del Rende, Crispino, a misurare la rete. Sono 5 centimetri. Ok, anche la rete. L'arbitro in tribuna ci dice che ai lati ovviamente la rete deve essere più alta perché al centro tende, e non so quant'è la rete. Quant'è la rete? 2, Mi dice qui sugli spalti che è 243 centimetri. Ma io vorrei sapere se la Jolly, cioè se Tomasello sul foglietto ha scritto Vogliamo numero andare a 17, casa. no? Comunque, partita in stand by fino a questo momento. Siamo su 4-3, quinto set, una partita che non finisce mai. Vi presto un pezzo di carta io. Lo riscrivete. Ok, intanto i giocatori della Jolly sono tornati alla pallavolo. Ma lo segniamo blu o rosso? La schiacciatissima di... Segnapunti se ne va. No, non è il segnapunti. Ma Eh sì, sì. davvero! Se n'è andato. Eccolo. Pure il secondo arbitro è andato. Pure il secondo arbitro è andato negli spogliatoi, non so. A me mi arrivano messaggi WhatsApp, Renato. Ma che succede? LOL!
Vi saluto, un saluto a tutti quanti a casa. Vabbè, partita in stand by. la rinviamo. La rinviamo, ci sentiamo alla prossima partita. Contro chi gioca la prossima? Approfittiamo Renato, contro chi gioca la prossima? La prossima, ve lo dico subito. Regia, Annalisa. La prossima giochiamo in casa con il Crotone, giorno 2 marzo alle ore 18. Intanto ci sono quindi stati sabato movimenti pure in classifica, se non ricordo male, no? Movimenti in classifica, non sappiamo i risultati degli altri campi. Vabbè, ma comunque noi siamo a 53 se non mi sbaglio. Noi siamo al momento a 52, siamo a 53 con il punto. Allora, gioco che continua a non riprendere. Ci sono, infatti stanno rovinando una partita. Il segnapunti se n'è andato. Il secondo arbitro non so dove sia, ma pure il primo, se non mi sbaglio, è andato o negli spogliatoi o a recuperare il segnapunti, non lo so. Ma comunque a questo punto che si fa? Siamo 4-3 per il Rende al quinto set. Comunque Renato, non sono, vabbè, stiamo ancora dialogando. Remo chiede di essere ripreso, ma fa un gestaccio, non si fa, Fabio, non si fa. Parlavano qua i tifosi del Rende di alcuni fatti già successi. Infatti l'arbitro sta rovinando la partita in questo caso. Problemi con gli arbitri, c'è stato già altre polemiche di un'altra squadra, ma non sto qui a raccontarvi, anche perché non so tutto in maniera dettagliata. Il gioco ancora fermo, gli arbitri sono scomparsi, saranno tornati nello spogliatoio, non lo so. Segnapunti che se n'è andato, io non lo so, ragazzi, non è mai capitato nella storia da quando facciamo dirette. E quindi gioco sospeso per adesso, non sappiamo più che cosa succede, non sappiamo più che cosa fare. Siamo rimasti qui proprio bloccati mentre i giocatori continuano a tenersi in movimento. Sono le 9 meno 10, le 21 meno 10, 20 e 50, ecco, e gioco sospeso, una partita infinita. Non solo che si va sul 3-2 sicuro di una delle due squadre, ma partita sospesa del tutto. Gli arbitri scomparsi dal campo, segnapunti scomparso, non sappiamo più cosa fare. Cosa dobbiamo fare? Che cosa succede? Allora Renato, c'è la pagina Pallavolisti Brutti che si occupa della satira sulla pallavolo, di tutto quello che succede nel mondo della pallavolo. Qua siamo nella Serie C e Renato, Pallavolisti Brutti, può prendere questa storia e aggiungerla alla loro bacheca di Facebook, al loro profilo Instagram. Lo posso ricordare? Lo ricordo? Cosa? A discapito dei tifosi della Jolly. La Jolly è già finita a Palermo. I Pallavolisti Brutti a Palermo. Quando alcuni giocatori erano già andati ad esultare. Sasà e zio Victor erano già andati ad esultare, mentre vediamo il Rende che riprende il riscaldamento. Dicevo, no, i giocatori della Jolly erano andati ad esultare, l'arbitro non aveva fischiato il pallone a terra
Sì, il e pallone poi- in quel caso molto, ma molto, ma molto dubbio. Mamma mia, Molto, ma molto dubbio. incredibile. Quel pallone ancora me lo ricordo. Perché se ti ricordi, Non rivedendo la non avevamo partita, nemmeno il replay. no, no, ce l'avevamo, come no? No, no, perché l'azione era continuata. Per quei Ah, tre sì, no, giocatori che vabbè, erano rimasti in l'avevamo campo. nel senso che poi io ho rivisto a casa la Ah, sì. partita Ma e comunque quello no. che mi ha dato che la particolarità è che la panchina del Palermo si è messa Era le mani ai ferma. capelli, Sì, era per ferma. cui, come dire, abbiamo perso. Comunque, E la panchina era lì. Sì, era il match Era point. lì. Era, Era il match point. 3-1. E invece poi la Jolly ha perso 3-2 a Palermo. Poi chiamata Comunque, addirittura Storia dal di 2 anni primo. fa. Storia di 2 anni fa. Magari adesso la Jolly ci tornerà nei pallavolisti brutti per questo fatto. E che facciamo mo? Mo che facciamo? Qua si sono raffreddati tutti. Sì, la Jolly ferma. Organizzano qualcosa con l'altra squadra. Vediamo, vediamo. Ah, forse un amichevole, vediamo. Dai, si fanno due forse un tiri. amichevole. Dai Vediamo ragazzi, che sì. fanno. Bagherone! Bagherone! Sì, bellissimo! 1-0 rende sul Bagherone. Dai, 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 divertiamoci, dai, che bello! Bagherone, Pugliatti. Oh, non arriva due. questo pallone. È il turno dei puntorieri contro il numero 14, Mazzucca. Vai, Santa Croce, dall'altra parte si organizza questo Bagherone. Siamo 1-0 per il rende. Anselmo, poi il libero, la piazza, Spanò, dall'altra Bravo! parte si tuffa. Iannacci tuffo! È out! 2-0 rende. 3 È bellissimo! Cosa e stiamo 4! vedendo? Memo, poi dall'altra parte ancora. Corsetti! Non mi ricordo i nomi però del lunga di basta, non so più i nomi. Comunque, questo bagherone organizzato è tutto molto bello. È tutto molto bello. Stanno chiamando. Non possiamo rispondere, ovviamente. Cortissima! Oh, primo punto per la Jolly. 3-1. Orlando verso Mari. È tutto molto bello. Wow. Che cosa stiamo facendo? Oh, invasione non esiste nel bagherone. Fuori! Out! Spreca tutto, Remo! Spreca tutto! Vai! E dentro pure questa! Quanto siamo? 6-1? Abbiamo scoperto che rende più forte a Bagherone! Nastro! No, non va Questo bene, non è bagger! Non vale, Non è vale. bagger! Vabbè, poi punto Jolly, secondo per la Jolly, 6-2. È out! Out! Segui! 6-3, 6-3, 6-3. Va Ramo, Ramo, si sbaglia fa. tutto. 7-4. Corsetti, dall'altra parte, Froio. Oh, 8-3 mi dicono dalla regia. 8-4. Marreca, non potete chiamare il numero di Renato, non potete chiamare perché siamo con la connessione sua. Chiamate me piuttosto, chiamate a Gabriele Bonini. Bravo! Dai che voglio vedere il bagherone, mi scrivono. Sì, sì, lo stiamo vedendo. Ole, fuori! Puntone della Jolly. Ho perso il conto però, perché mi sono distratto. E da pallavolisti brutti sta scena. Qualcuno riprenda. Dai, dai, io riprendo. Siamo qui a Rende, Cosenza. Eravamo durante una partita di Serie C. Solo il tabellone della classifica si vede. Allora, Francesco, non chiamare. Comunque ora c'è la diretta, prima c'era la nostra regista si era distratta a guardare i nostri giocatori giocare. Siamo in diretta da Rende. Sicuro in questo momento con un bagger dalla linea 3 metri direttamente all'angolo, l'angolino di posto 5. Abbiamo avuto forse una linea interrotta, ma adesso ci siamo.
Mamma mia, ma vogliamo riprendere questa partita o sospesa definitiva? Ma dove sono gli arbitri? Dove? Ora si gioca a due. A due, Bagherone a due? Gioco a due forse, non Sì. è Bagherone a due. È tutto molto bello, è tutto molto bello. Storie da pallavolisti brutti. Ole, punto di sicuro. A beach volley stanno giocando a beach volley in pratica. Un punto e mezzo l'uno. In effetti. Perché non colpa nessuna delle due squadre. Vabbè, mi sono stufato di muovere la telecamera. La lascio qui. Godetevi il gioco a due dei ragazzi del Rende e della Jolly. Comunque punteggio in stand by sul 4-3, 2-2. Sono le 20:57. Almeno si tengono. Oh! Orlando sbaglia. Richiamiamolo all'ordine. Barreca. Ma tornano gli arbitri? Per caso? Op. Dai, vogliamo vedere la partita sinceramente. Ma comunque, alto livello di ignoranza in questo momento tra le due squadre. E io già mando il video fatto poco fa ai pallavolisti brutti, voglio vedere se mi rispondono, Renato. Sto mandando il video sul gruppo Facebook dei pallavolisti brutti. Che poi si sta giocando. Ehi, dimmi. Forse il link non lo posso mandare per spam. Però siamo a Rende, Cosenza, la città dell'Unical. Possiamo andare in uno spot, facciamo pubblicità all'Unical intanto, no? Facciamo qualcos'altro. Gli arbitri ancora non sono in campo. Ragazzi, siamo proprio alle comiche. Qualcosa di incredibile. Si vede la classifica, è impossibile. Guarda su Flash. Guarda su Flash. Ma aggiornate, esiste il tasto refresh. Il tasto F11. Ah, su Flash. Ci siamo? Si vede solo la classifica. Ah no, ci siamo. Eh? Sì. Come non c'è?